Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, benvenuti nello studio di TV7 Match, benvenuti a questa puntata. Buonasera Ermanno. Buonasera. Allora, questa sera torniamo indietro, anche questa sera nel tempo, e torniamo al 1571. Apriamo la nostra trasmissione con una ricorrenza particolarmente sentita in Veneto. Sì, è la battaglia di Lepanto, una delle battaglie più cruente della storia che si svolge nel Mediterraneo. Abbiamo la vittoria, diciamo, della Lega Santa, che è la lega di tutti le nazioni cristiane, e diciamo che è una sorta di resa dei conti di una crociata. Difatti il Papa la chiama crociata. E poi invece abbiamo dall'altra parte naturalmente il mondo musulmano, il mondo turco, un impero, e abbiamo la presenza di un grande, che è morto da poco naturalmente, il figlio di un grande imperatore, che era Soleimano il Magnifico, uomo che amava l'arte ma amava molto anche la guerra, e da qui partiamo per capire quale fu il peso di Venezia in una battaglia di questo livello, perché abbiamo praticamente un capovolgimento delle tecnologie belliche per mare, e questo avviene appunto per iniziativa dei veneziani, e saranno determinanti poi per la vittoria che ottengono. E con noi naturalmente abbiamo degli ospiti che sono particolarmente interessati a partecipare, ma anche perché hanno contributi importanti da fornirci. Certo, li presentiamo subito ai nostri telespettatori, che questa sera abbiamo in studio con noi l'avvocato Giorgio Supiei. Buonasera avvocato, grazie di essere qua. E grazie dell'invito, perché parlare di Lepanto veneziano per una cosa che fa particolare piacere. Ecco, per i telespettatori a casa, Giorgio Supiei è presidente dell'associazione Venezia Serenissime, e anche dell'associazione Arzanà, che si occupa dello studio e della conservazione delle imbarcazioni veneziane. Certo, certo. E qua in studio saluto anche Alessandro di Sera Bragadin. Buonasera Bragadin, grazie di essere qua. Lei è uno scrittore, un autore, ma questa sera è qui anche in quanto, se non sbaglio, pronipote di Marcantonio Bragadin. Molto pronipote. Molto, certo, è passato mezzo secoli. Sì, certo, 450 anni non sono pochi. Dopo scopriremo, spiegheremo ai telespettatori chi è stato Marcantonio Bragadin. E vedo in collegamento, però non so se mi sente, il professor Gerardo Ortalli. Buonasera professor Ortalli. Non la sentiamo ancora. Non la sentiamo, forse deve attivare, vediamo se ci siamo. La tecnologia, vediamo se ci viene in aiuto. Ha l'audio disattivato, professore. Ecco, adesso la sentiamo. No, non ancora, no, non la sentiamo. Vabbè, comunque la salutiamo, e per i telespettatori intanto ricordiamo che lei è docente emerito di storia medievale all'Università Ca' Foscari di Venezia, ed è anche presidente dell'Istituto Veneto di Lettere e Arti. Grazie allora della sua partecipazione. Adesso sistemeremo il contatto e il collegamento. Allora, prima di iniziare la nostra ricostruzione di quanto è avvenuto 450 anni fa, io volevo aggiornare i nostri ospiti e anche chi è a casa sulle figure che stiamo seguendo da un po' di tempo, cioè quella dello studente egiziano che vedete qua in alto alla mia sinistra, Patrick Zaki, studente egiziano. Ricordiamo che la prossima udienza si terrà il 7 di dicembre, poche settimane fa, in un'udienza lampo
è stato deciso un ulteriore come dire, rinvio dell'udienza per permettere alla difesa di come dire, prendere visione delle accuse, come dire, un rinvio assolutamente come dire, fuori misura per quello che c'era bisogno di fare e in pratica ricordiamo che Patrick Zaki è in carcere per motivi assolutamente ideologici in Egitto ormai da quasi 2 anni. Ricordiamo anche che anche Aung San Suu Kyi in Birmania resta in carcere. In proposito è intervenuta anche l'Unione Europea, che si è detta particolarmente preoccupata per l'escalation di quello che sta accadendo in Birmania, con conflitti e dispiegamento di forze militari. Anche lei è sotto processo e per lei, così come per Patrick Zaki, chiediamo appunto giustizia e libertà, così come la chiediamo anche per Julian Assange. Ecco, annullare le sue accuse. Il giornalista australiano, lo ricordiamo, fondatore di Wikileaks, nel 2010 ha rivelato insieme alle testate giornalistiche mondiali le violazioni e gli abusi, le violazioni dei diritti umani compiuti dagli Stati Uniti in Iraq e in Afghanistan. Ecco, lui è da 10 anni, lo ricordiamo, che si trova ormai praticamente vive in uno stato di segregazione, e il 27 ottobre prossimo l'Inghilterra deciderà in merito all'estradizione negli Stati Uniti, dove Assange rischia 175 anni di carcere. Ecco, anche per lui ovviamente una violazione dei diritti umani, una persona che vive ormai da tantissimi anni in una condizione inaccettabile, e quindi anche per lui chiediamo libertà. E allora veniamo invece allora al nostro appuntamento con la storia e veniamo alla battaglia di Lepanto. Però, scusa un attimo, se torniamo un attimo su Assange, sì. Vogliamo vederlo un attimo. Il problema è il seguente: Assange ha dato notizie, peraltro non riservate, ma comunque il mestiere del giornalista è quello di dare le notizie e di diffondere l'informazione. Se questo vuol dire dover andare in galera come principio cardine, diciamo che stiamo fermando o minacciando o interrompendo la comunicazione, perché chiaramente ogni giornalista che avrà in mano, quelli che fanno inchiesta, avrà in mano delle fonti molto importanti e reali, si domanda se poi ne vale la pena, a rischio della propria vita, della propria esistenza, a fornire a chi legge il suo giornale o chi legge il suo sito o cose di questo genere. Allora l'importante non è solo Assange, ma il principio per cui vuole essere condannato, rischia di essere condannato Assange. Vuol dire che i giornalisti non sono più liberi di dire quello che sanno. Questo è il punto di Assange. E Assange poi naturalmente è la vittima di un tipo di, diciamo, vessazione nei confronti dell'informazione che noi come giornalisti non accettiamo. Prego, vai avanti. No, beh, allora, certo, assolutamente. Veniamo allora invece alla nostra ricorrenza storica e a questa battaglia, la battaglia di Lepanto. 450 anni sono passati, però è ancora vivo e diciamo questo ricordo torna come dire, molto vivace tra i veneti in particolare, perché Venezia ha svolto un ruolo
particolare all'interno di questa battaglia. I veneziani la celebrano, nel senso che il 7 ottobre per Venezia è un momento in cui ci sono sempre tante ricorrenze. Nella chiesa di San Giovanni e Paolo c'è la cappella che ora si chiama del Rosario e che era la cappella delle vittorie, perché Pio V ha avuto notizia, ha istituito la festività della domenica del 7 del giorno della battaglia di Lepanto della Madonna delle Vittorie, così si chiamava, proprio per celebrare la battaglia di Lepanto. Lì si è sempre fatta una messa e un ricordo e una commemorazione, lo faceva a Venezia Serenissima, di cui tra l'altro era presidente lo zio prima di me, lo zio di Giorgio di Serra Bragadin, persona squisita, di vecchio gentiluomo veneziano e colto di cose veneziane. E poi si fanno, il giorno 7 ci sono state una serie di iniziative nella casa, nel palazzo dei Donat alle Rose, che avevano 2 galee in battaglia armate da loro, eccetera, dove ci sono ancora i puntali di calcese e le insegne portate dalle 2 galee comandate dai 2 fratelli Donat alle Rose nell'androne del palazzo, e quadri che ricordano quella battaglia e quegli ricordi, ivi compreso un quadro del Papa Paolo V che aveva raccolto la Lega Santa. Insomma, ci sono tutta una serie di celebrazioni, e domani ci saranno a San Rocco, nella scuola di San Rocco, delle celebrazioni ufficiali in cui, cogliendo l'occasione dell'anniversario, siamo nei 1600 anni anche dalla fondazione di Venezia, le celebrazioni vengono fatte. Questo significa che sono passati 450 anni, ma Venezia è ancora vivo il ricordo e ce l'ha ancora nel cuore. Prego. Brady, allora intanto ci racconti i suoi antenati, qual è questo nome importante e perché è legato ai prodromi della battaglia poi di... Beh, chiaramente per quanto è successo a Cipro e quanto è successo a Famagosta in particolare. Quindi Bragadin che figura era in quel momento? Ma in quel momento era il comandante, il provveditore della fortezza di Famagosta. A Cipro c'erano 2 fortezze importanti, che erano Nicosia, che era al centro, che è ancora al centro dell'isola, e Famagosta invece, con le mura revisionate dal San Micheli e quindi con dei bastioni quasi imprendibili, era sul mare. Molto più piccola, Famagosta, ma assolutamente più coriacea, perché le fortificazioni erano più coriacee, perché Nicosia era una fortezza che assomigliava molto a Palmanova, quindi una fortezza stellata. L'avevano proposta ad Agostino Barbarigo. Barbarigo era un marinaio e preferiva assolutamente stare in mare, ed era probabilmente il più valente comandante della flotta cristiana a Lepanto. E lo vedremo anche a Lepanto. E lo vediamo cosa ha fatto. Lo rifiutò Nicosia, e mandarono Dandolo, che non era un militare, non è riuscito a coordinare una difesa, e a Nicosia sono morte 20.000 persone trucidate. E altre credo 7-8 mila, se si calcola che tutta Cipro faceva 150.000 abitanti, è un numero elevato, messi in schiavitù. Dandolo ha dei precedenti molto importanti, perché aveva un antenato che era doge. Ah beh, certo, nel 1204 in particolare. Che ha fatto appunto la quarta crociata, certo. Con una spigliatezza unica, visto che era quasi cieco e ottuagenario, quindi aveva quasi 85 anni, e quindi parte per questa impresa enorme e riesce. Come? E resta là. E lì perché poi è sepolto a Santa Sofia, sì, c'è una piccolissima lapide a Santa Sofia, così, perché se fosse troppo grande e troppo vistosa probabilmente l'avrebbero distrutta, ma c'è ancora all'interno. Non ci sono le ossa che sono state date, sembra, dicono, disperse c'è solo la lapide. Sì. Alla fine di questa crociata, che finì praticamente a Costantinopoli, mai arrivò
alla Terra Santa, fu proposto come imperatore Sì. e lui rifiutò. Perché Chiaramente. dice: se io divento imperatore, se un doge diventa imperatore di Costantinopoli, Venezia muore. Sì. E quindi la capacità all'ultimo, perché stava per morire, cioè un'età ormai avanzatissima, mai avrebbe voluto diventare, e sarebbe stata una cosa bella che lui diventava improvvisamente imperatore di impero greco. E invece lui ha il coraggio di rifiutare, e questo dà forza naturalmente a Venezia a continuare nel suo sviluppo. Quindi, Con gran soddisfazione dell'imperatore Comneno, che poté ritornare dopo 2 anni Comneno, sì. a essere lui invece l'imperatore romano d'Oriente, perché sono romani, noi li chiamiamo bizantini perché abbiamo questa cosa, ma in realtà sono romani e loro si considerano romani, e ancora in Oriente si chiamano, i bizantini li chiamano romani, siamo noi Sì. veneziani che Ma abbiamo diciamo che portato sono... da Costantinopoli a Sì, Bisanzio. anche se noi abbiamo sempre quel Nafplion, Napoli di Romania, sì, sì. Neapoli, Malvasia di Romania, quindi c'è rimasto sempre un pochino... Ma io credo che quello fosse l'impero greco e poi quello di qua invece fosse rimasto l'impero romano, ma è decadente. Ma la cosa più interessante è come lui riesce a mettere insieme questa 400 navi per andare a fare la quarta crociata. È giusto prenderla alla lontana dalla quarta crociata, perché i rapporti fra Venezia e i turchi e fra il mondo cristiano, la cristianità e il mondo islamico, musulmano, eccetera, è giusto prenderla alla lontana. Però forse per capire come si è arrivati a Lepanto, alla battaglia di Lepanto, e quali erano le questioni, bisogna tornare alle mire espansionistiche di Solimano. Lì siamo nel pieno 500, in cui c'era stato il tentativo di prendere Malta, andato grazie al buon Lavallette, che era il gran maestro dell'Ordine di Malta, che è riuscito a tenere e a salvare l'isola dalle soverchianti truppe musulmane, e lì non c'era riuscito. C'erano stati vari episodi di tentativi e Solimano non ce l'ha mai fatta, neanche con le battaglie che ci sono state, eccetera, la Prevesa e le battaglie navali e gli scontri navali. Invece paradossalmente gli tocca la sorte di prendere Cipro e di farcela conquistare una parte importante a Selim II, che era invece tutt'altra pasta, e lo chiamavano l'ubriacone. Forse voleva prendere Cipro perché gli avevano raccontato che a Cipro c'era il vino buono, ed è vero. Io che ho una moglie di Cipro so che a Cipro c'è il vino, e ci vado spesso, so che a Cipro c'è il vino buono, e che si chiama ancora comandaria, che sono le comandarie di San Giovanni, cioè erano le assegnazioni ai luogotenenti della crociata successiva, quella di Riccardo Cordileone, diciamo, che ha dato il regno di Cipro e Gerusalemme a Saladino. Saladin conquistò Gerusalemme. Con Saladino Gerusalemme, sono ritornati al regno di Cipro e l'ha dato a Giacomo I di Lusignano, e lì parte la dinastia dei Lusignano, che finisce con Caterina Cornaro che la dà a Venezia. Ecco perché Cipro è veneziana ed è una sorta di piattaforma verso l'Oriente, oltre che esserci, come abbiamo detto, il vino buono e un sacco di iniziative. Ancora a Cipro ci sono tutta una serie di elementi veneziani, come le saline, gli zuccherifici sono ancora Cornaro, sono Cornere, ancora, ormai sono museificati, ma potrebbero ancora fare zucchero di canna Poi c'è da dire anche che Solimano in realtà, dopo Preveza, ha rispettato gli accordi del 1540 con Venezia, per cui non ci sono state, Venezia era in pace in quel momento storico, e quindi erano 30 anni che non, salvo qualche caccia, qualche
pirata, qualche corsaro barbaresco, eccetera, non c'era guerra. E i prodromi della guerra i veneziani non li hanno letti, perché nel 1569 è esploso una parte dell'arsenale che poi si è portato via il monastero e la chiesa della Celestia con le monache dentro, e per fortuna 250.000 libre di polvere erano già state mandate ai presidi di terra ma anche di mare in giro, perché altrimenti succedeva una cosa molto più grave. E sembra che dietro a questo attentato, perché sembra fosse un attentato, ci fosse Joseph Nasi. Joseph Nasi era un ebreo portoghese che viveva in Spagna, che era dovuto fuggire in Portogallo, ricchissimo, avevano una banca molto importante e è dovuto scappare dalla Spagna, prima in Portogallo, poi è stato perseguitato anche in Portogallo e ha deciso di andare a Venezia. Il problema è che in quel momento, stranamente, a Venezia non erano tollerati i marrani, cioè gli ebrei convertiti a forza. E arrestarono la mamma, la signora, che era una donna potentissima, e lui riuscì a fuggire a Costantinopoli. A Costantinopoli Solimano lo adorava, e Solimano II, il figlio, l'ubriacone, ancora di più. Socollu non lo poteva vedere, che è la Gran Visir, ma Solimano ascoltava tantissimo Nasi, e Nasi gli propone di prendere Cipro per farla diventare la nuova terra promessa, quindi lui diventare il re degli ebrei nella nuova terra promessa. Il governatore sì. E dei profughi che uscivano dalla Santa Inquisizione spagnola, che allora ricordiamo, ne parleremo la prossima puntata, di Cristoforo Colombo, la Santa Inquisizione, e quindi la fuoriuscita di migliaia di ebrei dalla Spagna, sia verso nord sia verso oriente, perché è il Solimano il Magnifico che chiede a Isabella espressamente: mandali da me, perché abbiamo una crisi economica e quindi riteniamo che questi riescano a risolvere il problema. L'episodio che stava proprio raccontando adesso Alessandro di Serra Paradini è quello fondamentale, perché anche se non ha fatto tanti danni in Arsenale perché è esploso il convento, però l'eco che ha avuto in giro per il mondo e la notizia non erano sempre così buone, o forse se la sono spacciata chi ha fatto l'attentato, se attentato è stato e non incidente, e quindi diciamo questa longa manus ebraica, che è pilotata appunto per l'attentato, ha fatto sì che pensassero che la potenza navale veneziana, e quindi la capacità di mettere in mare galee, fosse assolutamente ridotta, perché la flotta veneziana, che era sì sulla carta sempre di 100 navi, ma era di 100 navi pronte a essere varate e messe in acqua in tempi brevi, ma era sulla carta. I veneziani sapevano che mantenere 100 equipaggi con armate eccetera era una spesa, da bravi mercanti una spesa importante, quindi le avevano pronte, ma la squadra del Golfo, che era a distanza dal Corfù, era sempre di 25-30 navi, non di più, e non ci sono, prima della Prevesa e comunque prima di Lepanto, degli scontri navali con centinaia di navi, sono sempre scaramucce di squadre navali. Allora questa cosa ha fatto sì che alla corte del sultano si fosse sparsa questa notizia, e Venezia indebolita, non era più in grado, l'arsenale non funzionava, tanto è vero che con una scusa nella primavera dell'anno successivo, nei primi di marzo del 1570, si presenta in bocca di porto una galea con uno sciabeco eccetera, con una basceria del sultano, che chiede a Venezia la consegna di Cipro, del regno di Cipro,
con la scusa, dice il Regno di Cipro è nostro perché Cipro è davanti alla Corte turca, ma soprattutto copre spedizioni navali ai danni delle nostre flotte, delle nostre squadre commerciali. Tutti i corsari che imperversano in Egeo e in Mediterraneo orientale si rifugiano a Cipro. Non quindi potevano Venezia più viene prendersela accusata come di dare Venezia di dare accoglienza. copertura alle cose. Ovviamente il giorno stesso, immediatamente all'ambasceria viene risposto negativamente, dice neanche per idea, Venezia, il Cipro non lo consegna, riparte la nave turca e subito dopo cominciano a raccogliere le truppe, armare la flotta di quasi 200 navi e 120.000 uomini, poi diventati 180, che sbarcherà a Limassol e che porrà di assedio Nicosia, la fortezza centrale capitale del Regno di Cipro, che è nel centro dell'isola, anche quella di San Micheli, nel senso che come non finita, e Gerolamo Savorgnan, che erano gli architetti navali, e Famagosta, che invece ha potuto resistere perché oltre a essere potente e le mura più facilmente difendibili da un numero ridotto di uomini, perché quando tu hai metri e metri di mura non puoi mettere un uomo ogni 100 metri, devi metterne uno al metro a difenderti dalle... La densità è molto maggiore. E soprattutto Famagosta aveva il porto davanti e i veneziani dicevano qualcuno arriverà in soccorso, ecco perché si è concentrata la difesa del Regno di Cipro su Famagosta. Ma la presenza di Solimano il Magnifico è una presenza molto importante perché in quel momento l'impero ottomano tende all'espansione verso tutta la conquista dell'Europa, no? Quindi arriva fino a Vienna, abbiamo il famoso 11 settembre e non per caso. Certo. E quindi cosa succede? Però non ce la fa Solimano. Sotto le mura di Vienna non riesce assolutamente a... E molti associano l'11 settembre del muro di Vienna all'11 settembre dell'attentato alle Torri Gemelle. Prego. Certo è che un'altra cosa che si era messo in mente Solimano e che era pericolosa e che il Papa conosceva era che Solimano, quando si attraversa anche in tempi attuali la costa della Dalmazia, si arriva a un certo punto dove ai confini dell'Albania si passano 5 frontiere nel giro di una trentina di chilometri. Tu parti dalla Croazia, la Bosnia, eccetera, e c'è la Bosnia che ha un'uscita al mare e la gente pensa attualmente che quello sbocco sul mare della Bosnia sia stato dato in tempi recenti per consentire lo sbocco sul mare a avere uno sbocco in Mediterraneo anche dopo la divisione della ex Jugoslavia. No, quello della Bosnia era un coperto dai ragusei, per cui quegli abitanti di Ragusa, per cui i veneziani chiamano i ragusei doppio giochisti, perché erano sempre in trattative con la porta del sultano. E ci sono delle muraglie a produzione di uno sbocco fra Bari e Antibari, che sono le entrate del mare Adriatico. C'è lo sbocco in Adriatico di Solimano. È Solimano che ha istituito e che ha conquistato e che si è sempre mantenuto. Da lì pensava poi di arrivare a imbarcarsi e traghettarsi fino a Bari o a Otranto e poi di arrivare facilmente a prendere Roma. Cosa che in quegli anni si sapeva, e il Papa sapeva che non erano tanto Venezia, Vienna, la Spagna, le guerre con i moriscos, il califfato di Granada, la manovra di accerchiamento che da secoli cercava di fare l'Islam per conquistare l'Europa, ma era proprio l'idea di Solimano di arrivare direttamente da lì a Roma, e quindi il rischio era elevatissimo. Certo, e non solo, perché i musulmani a quell'epoca erano convinti che dopo aver conquistato Costantinopoli, che era la capitale del cristianesimo, questa è la prima
capitale del cristianesimo, quella che fonda Costantino e che crea appunto attraverso il concilio di Nicea, crea il primo gruppo compatto di cristiani e dà una fisionomia e una teologia alla religione cristiana. I musulmani, conquistata Costantinopoli, si ritenevano gli eredi anche di Costantino. E qui il motivo per cui volevano arrivare a Roma, prego. Sì, no, ma poi non solo, se si va poi al dopo Lepanto, le trame della Spagna soprattutto e del Papa nei confronti di Venezia sono state quelle di aprire le porte, altre porte in Adriatico agli ottomani. Certo. Quindi hanno perso la battaglia di Lepanto, ma per fare dispetto a Venezia, chiamiamolo dispetto, Valona per esempio è diventata musulmana e hanno portato il comando della prima flotta ottomana a Valona. Perché? Perché era la naturale testa di ponte per l'invasione dell'Italia. Certo. Quindi Lepanto ha fermato le opportunità, ma nelle trattative, perché Venezia ha dovuto fare una trattativa separata cedendo Cipro e cedendo tutto, nelle trattative la Spagna si è data le bastonate da sola cercando di fermare Venezia, perché questa operazione qua ha generato un'involuzione di quello che è stata la vittoria. Tanto che i veneziani a un certo punto hanno detto: ma a noi di questa vittoria qua cosa resta? Abbiamo perso Cipro, abbiamo gli ottomani in Adriatico, a Valona, e Valona è una testa di ponte perfetta per l'invasione dell'Italia. Perché? Perché gli spagnoli avevano paura dei vecchi progetti veneziani di unificazione di buona parte dell'Italia, e loro, con le mire che avevano nell'Italia del Sud, logicamente vedevano più pericolosi i veneziani degli ottomani. Sì, certamente, perché c'è un traffico strano a quell'epoca. Cosa succedeva? Succedeva che è vero che la Spagna aveva grandi risorse dopo la scoperta dell'America, arrivavano tonnellate di oro e di altre risorse, no? Per esempio noi non avevamo i girasoli vengono dal Perù. Neanche i pomodori, neanche il tabacco, neanche il cacao, neanche 10 patate, neanche il grano turco che ha sfamato con la polenta, il mais, eccetera. Però era un commercio predatorio, prendeva risorse ma non aveva sorgenti di manufatti come venivano dalla Cina. Quindi la seta, quindi la porcellana, mille altre cose che come adesso arrivavano dalla Cina, perché i cinesi si sono sempre dimostrati dei manufatturieri molto, molto importanti e molto abili. E quindi la Spagna voleva andare anche in quella direzione, cioè prendere il denaro dalle Americhe e spenderlo sul commercio della Cina, tagliando fuori ovviamente Venezia e Genova, anche Genova era coinvolta. E questo, l'abilità di questo, diciamo, cambiamento di politica lo dobbiamo appunto al Papa, che si chiamava Pio V. Pio V è il Papa che riesce a mettere insieme una comunità che in realtà era una contro l'altra, quindi Genova contro Venezia, la Spagna e poi tante altre sorgenti. Le mette insieme e riesce a mettere insieme questa cosa. Io credo, anticipando una battuta, che Famagosta con la sua eroica resistenza sia capitolata proprio a causa di queste rivalità, perché ci hanno messo, rispetto a quando, non dimentichiamoci che sono sbarcati a Cipro nel luglio del 1570 gli ottomani, che Nicosia è capitolata al 9 di settembre e che Famagosta ha resistito per un altro anno fino all'agosto, fino al dell'anno successivo, del 1571, e che ci hanno messo a mettere in piedi la Lega Santa. Non solo un anno sono partiti eccetera eccetera, e continuamente andavano soltanto a fare crociere fino a Candia, e invece che andare a sbarcare a Cipro si fermavano al massimo a Corfù
e lasciavano invece scorazzare la flotta ottomana, oltre che gli ottomani e le truppe militari sbarcate sotto le mura di Cipro a cercare di fare gli assalti. Ma i francesi da una parte erano solo contenti se Venezia capitolava, e quindi gli spagnoli altrettanto, perché il potere di Venezia erano anche convinti che potesse, vista la potenza marittima veneziana notoria per tutto il Cinquecento, che potesse mettere anche in discussione la potenza spagnola. Non ne parliamo dei genovesi, che erano altrettanto contenti, e anche il Papa, che si litigava sempre con Venezia, i territori della Romagna, e dopo qualche anno penserà bene anche di mandare qualche scomunica a Venezia. Non dimentichiamoci gli episodi di Paolo Sarti, eccetera. C'è sempre una conflittualità fra Venezia, che era molto più libera, tanto è vero che la chiesa di San Marco non era il patriarcato di Venezia, lo tenevano ben lontano a San Pietro di Castello, quella era la Cappella Palatina, e anche quando partecipava alla festa della Sensa il patriarca di Venezia non montava sul Bocintoro, ma stava a latere su il potere. Venezia era religiosa e stava sotto il segno di San Marco, ma certamente la Chiesa romana era una cosa che aveva sempre rapporti di conflittualità con Venezia. Ma questa conflittualità interna nel mondo cristiano ha un'origine importante, che è la Lega di Cambrai. Certo. Sì. Quindi la Lega di Cambrai è una lega fatta da tutti gli stati cristiani contro Venezia. Sì. Ma c'aveva un'origine questa Lega di Cambrai, e che Ferdinando d'Aragona, il marito di Isabella, che era un birichino, no? Perché aveva deciso di conquistare Costantinopoli, ma naturalmente per conquistare Costantinopoli doveva far fuori Venezia, perché Venezia era in tacito accordo con i musulmani perché gli lasciassero aperta la porta verso la via della seta, e quindi passare attraverso, diciamo, lo stretto dei Dardanelli e arrivare fino a diciamo, in Cina. Quando hai passato lo stretto di Dardanelli e sei a Trebisonda, c'è l'imbocco della via della Seta, che carovaniere, quelle che arrivano a Tiro e a San Giovanni d'Acri. A Trebisonda arrivavano le carovane, dalle carovane imbarcavano poi le merci, pagavano la dogana naturalmente al mondo musulmano, e poi proseguiva, e quelli erano i manufatti che invece la Spagna non aveva. Credo che il più antico leone di San Marco sia proprio nel Mar Nero. Sì. Perché i nostri di Venezia sono ottocenteschi, ahimè, perché sono stati distrutti da Napoleone. Ma c'è un leone di San Marco, non so se addirittura proprio a Trebisonda, piuttosto che o a Latana, eccetera, c'è il più antico leone di San Marco, un frammento in realtà di un basso rilievo. Certo, allora ci fermiamo un attimo perché abbiamo anche noi un po' di pubblicità, dopo riprendiamo e vediamo dei contributi interessanti su questa grande battaglia. I prodromi della battaglia li abbiamo già raccontati.